Va ora in onda la rassegna stampa. A te la linea. Ciao Lorenzo, grazie mille, buongiorno a voi ascoltatori e ascoltatrici. Allora, ben ritrovati qui sulle magiche onde di Radio Libertà. Oggi 26 ottobre, rassegna stampa in cui ci dobbiamo occupare anche e soprattutto dell'attacco di Israele all'Iran, attacco che è iniziato questa notte e quindi seguiremo gli aggiornamenti anche dalle agenzie di stampa e poi ci collegheremo alle 8:15 proprio con Antonino Danna per analizzare questa azione militare che è stata definita dagli Stati Uniti come di autodifesa. Dopo la rassegna stampa vera e propria poi vi faremo sentire anche le interviste che abbiamo raccolto la scorsa settimana per il convegno che si era tenuto proprio alla Camera dei Deputati su questo tema del Medio Oriente, sui rapporti tra Iran, Israele e nell'ordine sentirete quindi gli interventi dell'avvocato e professore Angelo Lucarella che ha organizzato questo evento, già vicepresidente della Commissione Giustizia del Ministero dello Sviluppo Economico, già nostro ospite anche di Radio Libertà. Se vi ricordate con lui avevamo discusso della riforma del premierato e poi sentirete anche gli interventi del giornalista del Corriere della Sera, moderatore del dibattito Giuseppe Alberto Falci e poi dell'onorevole Ettore Rosato che sapete adesso è segretario del Copasir e anche dell'onorevole Stefano Maullo. Ci collegheremo poi con il nostro Matteo De Sio e con l'imprenditore Paolo Cervelli con il quale invece parleremo dei cambiamenti che devono affrontare le nostre PMI, le piccole e medie imprese italiane, per rendere i loro processi produttivi sempre più green ed ecosostenibili. E questo non solo per le normative europee sovranazionali, ma anche proprio per i cambiamenti del mercato, per il sentiment dei consumatori e comunque di tante aziende. E in particolare poi ci occuperemo proprio di questi cambiamenti nei processi produttivi per le cosiddette rifiniture, rivestimenti, con l'abbandono delle tradizionali soluzioni galvaniche a favore quindi di nuove tecniche come il PVD. E poi ovviamente apriremo il consueto filo diretto con voi ascoltatori, per cui intervenite come sempre chiamando allo 0292947222, 3 volte 2 finale, e scrivendo i vostri messaggi nei commenti sotto la diretta Facebook, quindi sia delle pagine della radio che della Lega. Potete mandare anche i vostri messaggi vocali al numero WhatsApp della radio, quindi il 340 6709 659. Mi raccomando non superate il minuto, massimo 90 secondi in queste chiamate, in questi interventi, in modo poi da permettere al maggior numero possibile di ascoltatori di poter dire la propria opinione. Se un intervento dovesse superare i 90 secondi, vi ricordo sempre che saremo poi obbligati a sfumarlo. Potete seguirci quindi dal televisore, dal canale 252 del digitale terrestre, anche dal canale digitale della Radio DAB, ovviamente, dicevamo dalle pagine Facebook di Radio Libertà e della Lega, dal nostro nuovo sito internet, che come sapete è un vero e proprio giornale online, sempre in aggiornamento con tanti approfondimenti focus, e poi dall'app di Radio Libertà per i principali sistemi operativi, quindi sia iOS che Android, e anche dal canale YouTube. E abbonatevi, sosteneteci e quindi potete andare rispettivamente sulle sezioni abbonati e dona ora del nostro nuovo sito internet. Allora, chiusa questa parte, ci concentriamo, vedete, subito sulla notizia del giorno, l'attacco di Israele all'Iran. Questa è la prima pagina del Corriere della Sera di oggi. Raid aerei nella notte, colpiti obiettivi militari, gli Stati Uniti è soltanto per autodifesa. La guerra in Medio Oriente, la decisione dopo i missili lanciati da Teheran agli inizi di ottobre. Le fonti, esplosioni anche vicino a Damasco. Insomma, si è parlato tantissimo, no, in questi mesi del presunto, in realtà sappiamo reale coinvolgimento dell'Iran, no, tutti questi attacchi mossi condotti contro Israele, l'Iran che di fatto appoggiava questi movimenti sciiti che attaccavano Israele, e appunto con il nostro ospite poi sentiremo un intervento del professor Angelo Lucarella e ci spiegherà perché è insito nella Costituzione iraniana questa ostilità, questa opposizione a Israele, proprio un articolo, il 154, che prevede, no, il sostegno a questi movimenti che combattono contro le presunte tirannie. E quindi è scritto proprio nella Carta Costituzionale e di fatto sembrava inevitabile. Per il momento l'attacco rimane circoscritto, ma
questo ovviamente attacco alla fine rimanifesta quello che è l'asse del male, che in realtà adesso è stato ribattezzato l'asse del caos. Di questo se ne occupa oggi Federico Rampini con il suo editoriale, leggiamolo subito. L'attacco israeliano contro l'Iran era previsto e tuttavia apre un nuovo capitolo nell'escalation in Medio Oriente. La tempistica è significativa, a 9 giorni dal voto americano, quindi proprio prima di queste elezioni presidenziali. Netanyahu non ha avuto contatti solo con la Casa Bianca, ma anche con Donald Trump, che gli ha detto: fai quello che devi fare. La rappresaglia per i 180 missili iraniani del 1° ottobre cade in un periodo già esplosivo. L'asse del caos non aspetta di sapere chi vincerà le elezioni americane. A Washington questa espressione ha sostituito il vecchio asse del male dei tempi di George W. Bush. Racchiude un quadrilatero di antagonisti degli Stati Uniti e dell'Occidente: Cina, Russia, Iran, Corea del Nord. Le ultime mosse che hanno suscitato allarme sono però di Putin. Ha accolto dei militari nordcoreani per aiutarlo nella guerra di aggressione contro l'Ucraina. Se vi ricordate, la precedente rassegna stampa c'eravamo occupati di questo, proprio leggendo e commentando l'articolo, l'editoriale del nostro direttore Giovanni Sallusti, nostro direttore di Radio Libertà, su questo tema, sulla Nord Corea che proprio ha mandato militari a combattere in Ucraina contro appunto il regime, lo Stato guidato da Zelensky, e ovviamente questo è problematico perché fa capire come la faglia pacifica, no, di questo confronto tra Nord Corea e comunque Corea del Sud, Stati Uniti, alleati ovviamente americani come il Giappone, questa faglia si sia spostata anche qui in Europa, comunque no, produca effetti anche da noi. I nordcoreani sono i cubani del terzo millennio, qui aggiunge appunto Rampini, assumono il ruolo che ebbero i soldati di Fidel Castro per conto dell'Unione Sovietica in alcune guerre del secolo scorso, ma a differenza dell'Havana, Pyongyang ha 50 bombe atomiche. Fino ai tempi recenti la Russia e la Cina collaboravano con gli Stati Uniti nello sforzo di denuclearizzare la penisola coreana. Questo segue a pagina 36, allora andiamo, almeno per leggere, ecco, l'argomentazione principale, poi la conclusione, vedete qui nel virgolettato: contrapposizione. Queste nazioni sono in piena offensiva sul piano militare e questo contribuisce all'immagine di un Occidente in ritirata, isolato rispetto al sud globale. Qui infatti la parte conclusiva del suo editoriale, Rampini spiega che adesso si confrontano queste diverse narrative ed è emergente, quasi egemonica, una narrativa per cui l'Occidente sarebbe in ritirata, sarebbe in difficoltà, ma tutto questo è smentito dai fatti, anche dai dati economici. Ci arriviamo perché vedete qui, prosegue intanto Rampini: oggi eccitano il militarismo aggressivo di Kim Jong-un per sfruttarlo ai propri fini, seminare il caos nel campo avverso appunto. La legittimazione che il regime nordcoreano ricava aiutando Putin in Ucraina può incoraggiarlo ad avventure ancora più pericolose, come un attacco alla Corea del Sud, sulle orme del nonno di Kim, che fece scoppiare un conflitto asiatico 5 anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. Altra notizia: la Russia ha fornito informazioni e aiuti per guidare i loro attacchi contro le navi mercantili nel Mar Rosso. Putin affianca l'Iran nell'aiutare questa milizia jihadista a colpire il commercio globale, inclusi i trasporti essenziali per l'Italia. Xi Jinping non condivide certo la definizione di asse del caos, lui pensa di costruire un ordine globale alternativo. Un mattone di questa nuova architettura delle relazioni internazionali è il club dei BRICS, originariamente formato da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica, ora invece in allargamento. E poi vedete qui Rampini cita questo fatto che fa capire come in realtà questa presunta, no, ascesa egemonia dei BRICS venga smentita, no, anche da questi episodi. Pochi giorni fa, all'ultimo vertice dei BRICS in Russia, è stato rilanciato il piano per un sistema monetario alternativo a quello attuale, dominato dal dollaro. L'obiettivo ufficiale è favorire gli interessi del grande sud globale in un mondo multipolare. Quello reale è togliere invece di obiettivo è togliere a Washington l'arma delle sanzioni. Un aneddoto però è rivelatore, ecco questo è l'episodio. I partecipanti al vertice per pagare un caffè al bar dovevano usare
dollari o euro, e quindi la cassa non accettava nemmeno le rupie indiane. La credibilità del dollaro è quindi si realizza attraverso quindi tanti indizi. Ha dietro di sé l'economia più dinamica del pianeta e anche uno stato di diritto che tutela investimenti e risparmio. Xi Jinping, con la sua restaurazione statalista e anche autoritaria, preside a un preoccupante rallentamento della crescita cinese. La fiducia degli stessi cinesi nel suo ordine alternativo vacilla. In 12 mesi la Repubblica Popolare ha subito fughe di capitali pari a 250 miliardi di dollari dalle imprese ai piccoli risparmiatori. Chi può aggira le restrizioni valutarie e mette in salvo i capitali all'estero. E poi ecco quello che vi anticipavo sulle narrazioni che si confrontano. Ancora pochi anni fa era scontata la previsione di un sorpasso economico della Cina sugli Stati Uniti. Invece è l'America ad aver allungato il passo distanziando la rivale. Il mercato del lavoro statunitense è vicino al pieno impiego. In Cina il 20% dei giovani è disoccupato, con punte superiori fra i neolaureati. Gli Stati Uniti rimangono una delle poche nazioni avanzate ad avere una crescita demografica positiva. Tra le masse che in questi anni hanno attraversato il confine col Messico per entrare in Texas, California, Arizona, si segnala anche una quota di richiedenti asilo dalla Cina. L'asse del caos è dunque in piena offensiva sul piano militare e questo contribuisce all'immagine di un Occidente in ritirata, isolato rispetto al grande Sud globale che gode per le nostre difficoltà. Ma guerre a parte, i successi stanno altrove. L'economia americana fa invidia al mondo intero, secondo una copertina recente del settimanale The Economist, fa invidia al mondo, fuorché agli americani, visto che proprio l'insoddisfazione sul terreno economico e sociale domina questa campagna elettorale, questa che si sta per chiudere. I candidati all'emigrazione nel mondo intero hanno ancora un sogno americano, no, da coltivare, che invece negli Stati Uniti questo sogno ha perso fascino. Kamala Harris aveva provato a impostare una campagna fondata sulla gioia, ha ripiegato sull'allarme per il fascismo alle porte. E qui le preoccupazioni di Rampini. Ai piani alti, nel mondo del grande capitalismo, il patriottismo non è all'ordine del giorno. Elon Musk, sostenitore di Donald Trump, ha mantenuto un filo diretto con Putin. Apple, Microsoft, più vicino al Partito Democratico, continuano ad avere rapporti intensi e redditizi con la Cina. L'asse del caos è una facciata che nasconde una realtà di nazioni impoverite e mal governate. E qui vedete la conclusione di Rampini molto netta. I loro leader hanno però delle certezze messianiche, il futuro gli appartiene. Proclamano alto e forte che saranno loro a guidare il mondo e sarà un bene per tutti. Non esiste in Occidente una contronarrazione altrettanto diffusa e condivisa. Ecco quello che vi dicevo sulle narrazioni, e quindi come se ci dovrebbe essere, no, una narrazione su un Occidente che comunque non è assolutamente in ritirata, però manca. Però, appunto spiega Rampini, questa è la realtà dei fatti. Vedete qui, le immagini di questo incendio che si scatena dopo l'attacco. Comincia nella notte l'attacco israeliano all'Iran, raid aerei ed esplosioni nella capitale iraniana, colpiti obiettivi militari precisi. Ecco la risposta ai missili lanciati dall'Iran all'inizio di ottobre. Si sono sentite esplosioni anche vicino a Damasco, la Casa Bianca è stata subito informata dell'operazione delle forze israeliane. Il raid deciso ieri dal gabinetto di sicurezza è solo per autodifesa, come vi dicevamo, questo è il commento di Washington. E poi invece una notizia che è rilanciata anche dalle altre testate, degli hacker cinesi che spiano Trump, quindi anche in realtà lo stesso candidato alla vicepresidenza, con questo ticket presidenziale, Vance, quindi che sarebbe indagato, ma, come dire, tutto il mondo è paese, perché questo riguarda anche l'Italia, no, per l'affare spionaggio, questa questione dei controlli indebiti, di queste ingerenze su politici, sulla vita privata di politici, nuovi dossier sui politici, 4 arresti a Milano, l'inchiesta sulle banche dati che sono state violate. 4 quindi gli arresti a Milano, informazioni trafugate dalle banche dati strategiche di polizia e fisco. 4 arresti quindi dell'antimafia di Milano. E poi tutte le contrapposizioni tra Grillo e Conte, vedete oggi la vignetta di Giannelli che richiama ovviamente Pinocchio, qui è Conte nella veste di Pinocchio che prova a colpire a martellate Grillo, il
quale risponde: me la pagherai, l'annualità di 300.000 euro, ovviamente in riferimento a questo contratto di consulenza che continuava a vantare Grillo, proprio beneficiando dal partito, dal movimento, dal 5 Stelle. E a proposito quindi Movimento 5 Stelle, parla Conte, Grillo, questioni minori, un contratto in scadenza. Il contratto di Grillo è in scadenza, vicenda marginale rispetto al processo costituente, afferma Giuseppe Conte. Allora io vi apro la prima pagina del Corriere della Sera, vedete, la aggiorniamo pure. Attacco di Israele all'Iran, raid aerei nella notte, ecco qui le immagini che mostrano, no, già questi primi fumi dopo gli attacchi, e l'esercito israeliano che commenta conclusa la rappresaglia contro l'Iran. E poi prima pagina anche dell'ANSA di adesso, vedete, Israele attacca l'Iran in risposta ai bombardamenti del 1° ottobre, e gli Stati Uniti che commentano: l'Iran cessi gli attacchi a Israele per fermare l'escalation. E ovviamente anche CNN e BBC che si occupano, io qui vi mostro anche la traduzione in automatico, vedete dalla prima pagina della CNN, la riaggiorniamo, Israele afferma che la sua rappresaglia contro l'Iran è finita, questa è la CNN, anche la BBC ovviamente con questo riferimento subito, no, dedica il titolone centrale a questo attacco. Israele colpisce l'Iran con attacchi aerei precisi e mirati, ma se non sbaglio Antonino Danna credo che ci abbia già raggiunto, vero Lorenzo? Antonino, mi senti? Perfettamente, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno a voi, grazie per Vittorio del tuo spazio. Allora, Grazie a te Antonino, aggiornaci pure, prego. Circa un'ora fa è stata l'alba in quel di Teheran, e in particolare in questo momento a Teheran, ora locale, sono le 9, o meglio, in questo momento a Teheran sono le 9:45 ora italiana, perché è avanti di scusate, di un'ora e mezza. E in particolare che cosa sta succedendo? Sta succedendo che è stato riaperto poco fa anche lo spazio aereo iracheno, circa un'ora fa ha riaperto anche lo spazio aereo iraniano. L'Iran dice no, non è successo niente, i danni sono limitati. In realtà l'attacco è cominciato all'1:32 ora italiana di questa notte ed è andato avanti fin quasi alle 5 del mattino, quando poi il portavoce delle IDF, le forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, ha confermato che tutti gli aerei che sono stati lanciati in 3 ondate a colpire una serie di obiettivi che adesso vedremo quali sono rientrati serenamente alla base. Quindi Israele dice di non aver perso neanche un velivolo, mentre invece l'Iran dice soltanto di aver contrastato con il suo sistema di difesa integrata l'attacco che è venuto da Israele. Ci sono già 2 condanne di questo attacco. La prima, questo credo che sia una cosa molto interessante, è l'Arabia Saudita. Sono qua su Al Jazeera. Il Regno d'Arabia Saudita conferma la sua ferma posizione nel condannare l'escalation continuata che è in corso in questa regione e l'espansione del conflitto che minaccia la sicurezza e la stabilità dei paesi e delle persone della regione. Questo è quanto afferma il Ministero degli Esteri saudita. Riyadh invita entrambe le parti, senza nominarle, a esercitare la più ampia calma e ridurre l'escalation, avvertendo però del fatto che se andassero avanti naturalmente la situazione si farebbe molto più complicata. L'altra condanna arriva direttamente dal Ministero degli Esteri della Malesia, paese peraltro a maggioranza islamica, che ha condannato l'attacco definendolo una chiara violazione del diritto internazionale che mina seriamente la sicurezza regionale. Che cosa hanno colpito questa notte i caccia di Tel Aviv? Peraltro pare proprio che questa forma di attacco sarebbe stata suggerita dal presidente Joe Biden in un colloquio con il primo ministro Benjamin Netanyahu. Allora, l'Iran, attraverso la sua agenzia di Stato, l'IRNA, ha detto che Israele ha attaccato parte di centri militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam, e in particolare però le forze armate israeliane dicono che gli attacchi hanno coinvolto anche
le fabbriche che producono i missili. L'obiettivo era togliere all'Iran la capacità di lanciare missili in massa contro Israele e soprattutto di liberare lo spazio aereo iraniano, perché in questo modo i caccia di Tel Aviv avranno maggiore libertà operativa, il che vuol dire probabilmente che Israele potrebbe riservarsi un ulteriore attacco, magari stavolta contro le installazioni nucleari, chi lo sa. L'Iran dice anche che l'attacco è stato intercettato con successo e contrastato dal suo sistema integrato di difesa aerea, scrive la CNN. Le fonti iraniane hanno anche aggiunto che sono state dispiegate in alcune aree attorno a Teheran, lungo tutto il paese, tutta una serie di strumenti di difesa aerea. Inoltre alle 2:15 ora di Teheran, quindi le 3:45 l'ora di Roma, quindi stanotte, si sono udite delle esplosioni nella zona occidentale di Teheran. Sono delle esplosioni però che sono state definite come frutto dell'entrata in funzione del sistema di difesa aerea. Altra cosa per chiudere questo nostro piccolo briefing su quanto è accaduto stanotte, la Casa Bianca invita ovviamente l'Iran a cessare i suoi attacchi diretti e indiretti contro Israele, altrimenti nel caso in cui Teheran tentasse un'ulteriore risposta ci potrebbe essere una risposta americana stavolta a difesa di Israele. Il fatto è che in questo momento gli analisti comunque non sanno dire che cosa succederà in seguito, non sanno prevedere eventuali reazioni da parte di Teheran, anche se l'orientamento generale è che il fatto che Teheran abbia detto vabbè, l'attacco c'è stato ma non è successo niente, non ci hanno fatto male, beh, insomma, sembrerebbe un'idea di de-escalation nella regione. Ripeto, l'alba è spuntata da poco a Teheran, quindi tra un po' i danni, se ci sono, saranno ovviamente visibili. La televisione e comunque le agenzie stampa ufficiali in Iran mostrano immagini di una Teheran molto calma e molto tranquilla in questo sabato mattina, per cui la vulgata ufficiale è che questa notte in Iran non è successo assolutamente niente, o quasi. Tra non molto, esatto. ovviamente sapremo. Dimmi Pier Vittorio. No, infatti tu ovviamente oltre a spiegarci che sono stati attacchi abbastanza limitati, circoscritti, ma che non hanno minimamente coinvolto anche i siti, quelli presunti per la costruzione, No, di armi nucleari, per il no, programma per le nucleare armi iraniano. nucleari e il petrolio no. Non è stata Assolutamente. toccata neanche la catena di comando o l'assetto politico, non ci sono stati, per esempio, diciamo così, omicidi mirati. Semplicemente qui si è colpita in questo momento la capacità di difesa aerea dell'Iran e la capacità di produrre missili in quantità industriale, che sono quelli che poi vengono lanciati in ondate successive per cercare di saturare l'Iron Dome israeliano. Adesso, come osserva il collega Sebastian Nasher della BBC, dice ora tocca all'Iran decidere come rispondere. I media iraniani confermano che Israele ha colpito la zona occidentale di Teheran, ma hanno anche minimizzato l'impatto dell'attacco. Israele afferma di aver condotto 3 ondate appunto di bombardamenti. In Siria l'agenzia statale l'agenzia stampa statale dice che ci sono stati degli attacchi abbastanza virulenti di Israele. Il presidente siriano Bashar al-Assad si è appoggiato da molto tempo al supporto militare iraniano per continuare a restare al potere. Quindi ci sono stati anche degli attacchi israeliani in Siria. Adesso per il momento tutto sembra calmo, vediamo che cosa è successo questa notte e soprattutto cercheremo di capire se Teheran tenterà a questo punto un ulteriore colpo o se la cosa per il momento è risolta così. Ripeto, dimmi.
No, perdonami, ultimissime, ecco, domande, questioni, perché sai, no, poco fa abbiamo finito di leggere e commentare l'editoriale di Rampini, ci sono già arrivati dei messaggi, no, a Sì. commento, per esempio Gianni che ci ha scritto, Gianni da Genova, salutiamo, che bella narrazione quella di Rampini, forse alludendo al fatto, ironicamente, no, che è un po' trionfalistica su questa contrapposizione tra Occidente e quello che viene chiamato adesso l'asse del caos, definizione che sostituirebbe quella dell'asse del male. Ecco, ma nell'editoriale Rampini fa riferimento al fatto che comunque Netanyahu nel suo incontro con Trump avrebbe accennato, no, a questo attacco contro l'Iran. Tu che ne pensi? C'è stata questa valutazione, però perché Netanyahu ha voluto attaccare proprio adesso, prima comunque delle elezioni americane, in questa finestra temporale? Ecco, Forse questa è una cosa che ha spiazzato molti analisti, devo dire la verità, perché in effetti ce l'aspettavamo tutti quanti dopo il 5 di novembre un'azione del genere. Ma io sono convinto che in realtà questa possa essere, o meglio, a questo punto anche sulla base di quello che si è detto, il fatto di aver dato un grosso colpo alla capacità di difesa aerea e alla produzione di missili in Iran, questo significa che in questo momento, in teoria, diciamo nel giro di quanto? Di un paio di settimane, Israele potrebbe attaccare di nuovo. Nel caso in cui soprattutto l'Iran tentasse di fare qualcosa, perché in questo momento, non avendo la difesa aerea, Israele ha dimostrato tra l'altro due cose. Primo, che i suoi caccia possono arrivare in volo su Teheran e fare quello che vogliono, perché se 100 aerei sono partiti e sono tornati tutti e 100, vuol dire che tutta questa gran difesa aerea l'Iran non ce l'ha. Che dicano gli iraniani dicendo che hanno contrastato l'attacco e non ha avuto effetti. Secondo, torno a ripetere, tra non molto ormai a Teheran è giorno, quindi tra un po' i danni saranno evidenti a tutti, prima di tutto ai satelliti, per cui gli americani probabilmente già a quest'ora lo sanno dove è stato colpito, dove sono i morti e dove sono i feriti. Questa capacità di difesa aerea indebolita lascia intendere che si è creato un buco nella rete e probabilmente Israele lo sfrutterà di nuovo. L'altra cosa era distruggere le fabbriche di missili, perché sono quelle che permettono agli Houthi di rifornirsi e di colpire dallo Yemen, che permettono a Hezbollah di avere tra i 50 e i 60 mila missili e colpire il nord di Israele, e ancora lanciare e colpire le città israeliane. Per cui questo secondo me può essere solo una sorta di anteprima. Poi dopo il 5 di novembre, anche a seconda di chi salirà al potere negli Stati Uniti d'America, potrebbe esserci dell'altro, chi lo sa. Io credo che la cosa non sia finita qui, però. A E questo infatti punto con no. questo volevo lasciarti con un tuo ultimo commento. Sai che in questi giorni si è molto parlato dell'editoriale proprio per il giornale di Edward Luttwak, no? L'ultimo sforzo, colpire Khamenei. Adesso ve lo ricondivido, ve lo apro da qua. Ecco, tu credi che addirittura si possa lanciare l'aviazione israeliana in questa impresa, in un attacco del genere, visto che di fatto una linea rossa, per esempio questa notte non è stata superata, però l'esercito israeliano che ha dimostrato di saper colpire in maniera scientifica, no? Abbiamo visto per esempio cosa è successo in Libano e certo, per carità, la difesa, no, delle guardie rivoluzionarie per Khamenei, una difesa forse non dico impenetrabile, ma però, ripeto, Israele ha dimostrato di saper colpire in maniera chirurgica. Abbiamo visto per esempio morti eccellenti di Nasrallah, ecco, alla guida di Hezbollah. Tu credi che si possa arrivare a una situazione del genere? Probabilmente è una linea rossa che difficilmente verrebbe superata. Ma guarda, un Giuda in quegli ambienti si trova sempre, ed è la storia più vecchia del mondo. Uno che tradisce e poi succede quello che succede. Israele ha dimostrato di poter colpire con mezzi elettronici veramente alla 007, come è stata la storia dei cercapersone di Hezbollah. Quindi voglio dire, le opzioni secondo me sono tante. È evidente che fino a quando non cade il regime di Teheran, che ormai è sostanzialmente marcio, fino a quando non cade il regime di Teheran, è chiaro che quelli continueranno a finanziare Hamas, Houthi ed Hezbollah.
E quindi sarà ogni volta la lotta dell'idra contro l'idra dalle 7 teste, gliene tagli una, gliene spuntano altre 3. Quindi è ovvio che alla fine lo scontro deve avvenire e deve cadere il regime degli Ayatollah, perché se no, soprattutto nel momento in cui Israele dovesse avere sentore del fatto che sono prossimi alla bomba atomica. Quindi Israele non è un paese nuovo ad attacchi a sorpresa preventivi. La guerra dei 6 giorni nel 67 è cominciata con un attacco volto a distruggere l'aeronautica egiziana e fu un attacco a sorpresa. E vi vorrei ricordare che nel 1982 i caccia di Tel Aviv sono volati in piena notte sull'Iraq a distruggere il reattore nucleare in costruzione del fu Saddam Hussein. E poi vi faccio notare un'ultima cosa. Quando c'era quel simpaticone di Obama e Israele era pronto a colpire i siti per la produzione del nucleare, Obama ha negato le aerocisterne ai caccia di Tel Aviv per andare a colpire in Iran. Vi faccio notare che 10 anni dopo gli aerei gli aerei israeliani sono arrivati a colpire direttamente Teheran e sono tornati alla base. Quindi è evidente che le capacità militari di Israele in questi 10 anni si sono enormemente accresciute. E questo significa, e il messaggio è molto chiaro, come gli aveva detto Netanyahu all'ONU: se voi fate qualche altro passo falso, vi veniamo a prendere direttamente a casa. Chiaro, chiarissimo, senza poi dimenticarci che appunto adesso dobbiamo anche capire quale sarà la reazione dell'alleato americano, no? Oltre quella che abbiamo appena descritto, commentato, di commento, no? Che appunto definito, gli Stati Uniti hanno definito autodifesa questa azione, però visto che siamo in questa finestra temporale particolare, delicata, proprio a ridosso delle elezioni americane, non dimentichiamoci che Trump decise e decretò per esempio l'omicidio del generale Soleimani, anche lì fu un'azione estremamente chirurgica. Ma guarda, il punto è questo: bisogna capire qual è l'architrave su cui si regge questa marcia impalcatura, perché dopo 45 anni di oppressione comunque in Iran fermentano posizioni nuove, idee nuove. C'è anche il figlio dello Shah che va predicando da tempo il ritorno della democrazia, o meglio la nascita della democrazia in Iran, perché certo il suo regime non era propriamente definibile come tale, ma era un regime filo-occidentale. È chiaro che se ammazzano Khamenei potrebbe venire fuori, o eliminano comunque una serie di personaggi centrali del regime, questo potrebbe spingere l'opposizione interna a fare la rivoluzione, un colpo di Stato e la caduta della Repubblica Islamica. Questo potrebbe anche accadere, però l'obiettivo è capire chi colpire, chi sfilare, qual è il mattone da sfilare per far venire giù tutte le tessere del domino. Khamenei, vi ricordo che quando c'è stato l'attacco contro Hezbollah è andata a nascondersi. E allora a questo punto, sai, la teoria del Giuda prezzolato che si mette a disposizione potrebbe essere la chiave di svolta che permetterebbe a Israele, senza bisogno di forti manifestazioni di tipo militare, di far cadere questo regime, e un Iran, diciamo così, democratico vicino all'Occidente significherebbe i patti di Abramo, significherebbe la pace nella regione, la fine del terrorismo in Israele, e allora forse si potrebbe parlare di soluzione a 2 stati. Esattamente. E allora grazie Tonino per questa finestra, grazie sempre per tutto l'aggiornamento, e ovviamente tu tieniti pronto perché nel caso, no, magari ci ricolleghiamo, ci dovessero essere altri sviluppi proprio per comunque monitorare la situazione. Grazie ancora Tonino. Grazie a voi, nel caso appuntamento dopo le 9:35 col garage dell'Alfista. Oggi si va alla Fiera di Bologna. Grazie a tutti. Grazie Antonino. E allora Lorenzo, chiedo a te conferma, vero? C'è il piccolo break della mezz'ora e noi torniamo fra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia.
e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Pier Vittorio, a te la linea. Grazie Lorenzo, e allora ricominciamo quindi questa rassegna stampa partendo proprio dalla prima pagina del Corriere della Sera. Vedete poi 7 giorni qui di Francesco Verderame sulle spine di Giorgia Meloni. Giorgia Meloni è salda a Palazzo Chigi nonostante la dura opposizione di Fratelli d'Italia. Sentite, non avendo per ora avversari, è il suo partito infatti a crearle problemi. E poi tutte le questioni che si stanno aprendo, no, con queste polemiche per il neoministro della cultura Giuli. Sapete, si è vociferato negli ultimi giorni addirittura di sue possibili dimissioni. Il ministro: domani guarderò Report con i legali. Giuli si difende e accusa: ecco tutta la verità. Non ho fatto nulla di sbagliato, mai tradito la premier Giorgia Meloni, vedrò Report con il mio legale. Il ministro della cultura Alessandro Giuli si difende e contrattacca: la mia collaborazione con la Lega, Meloni ne era a conoscenza. Il fastidio per l'assedio delle troupe televisive, la preoccupazione per i figli. E poi invece l'attacco di Massimo Gramellini contro il dirigente della RAI Corsini, Paolo Corsini, che si è lasciato scappare quell'infame. Quindi il caffè di oggi di Gramellini è dedicato a questo: storia del gradino infame, e qui ovviamente il richiamo è alla colonna infame, no, di Manzoniana memoria. Voglio credere all'incredibile, cioè che quando Paolo Corsini, alto dirigente della TV di Stato e militante dichiarato di Fratelli d'Italia, ha pronunciato ai microfoni la parola infame, subito dopo la parola Formigli, non si riferisse affatto al conduttore televisivo, ma al gradino su cui aveva appena rischiato di incespicarsi, come da lui sostenuto. Questa spiegazione però mi preoccupa persino più di quell'altra. Qui chiosa appunto ironico Gramellini. Può capitare a tutti di chiamare infame qualcuno che ti sta sulle scatole. Oddio, proprio a tutti no, perché infame, sentite qui la notazione, no, linguistica, è termine arcaico che soltanto qualche dirigente di Fratelli d'Italia o gli ultra del calcio usano. Però a tutti può succedere di pronunciare qualche sinonimo più moderno e nel caso di rispondere in tribunale. Invece dare dell'infame a un gradino è il sintomo di una visione del mondo particolarmente cupa. Significa immaginare che non solo le persone, ma persino le cose complottano contro di te. Quella che il Giuli definirebbe in parole povere una concezione antropomorfa e perigliosa dell'esistente. Non oso immaginarmi la giornata tipo del povero Corsini, trascorsa a dare dell'infame alla pasta asciutta della mensa Rai e all'ascensore di Viale Mazzini, che non è mai al piano quando ne ha bisogno. La sera rientra a casa talmente provato che si accende la TV e vede un'inchiesta giornalistica di Formigli sulle magagne del suo partito, quasi quasi tira un sospiro di sollievo. E insomma è un caffè amaro questo, che è servito da Massimo Gramellini e invece è appunto servito a Paolo Corsini. Noi adesso cambiamo però testate, passiamo allora all'area diciamo di più vicina al centrodestra, di governo. Iniziamo con la prima pagina quindi di Libero. Vedete, fango sulla Liguria, gli avvelenatori del voto, le critiche a Bucci per il cancro, i servizi di Report a urne aperte, Meloni sul palco a Genova, attacchi vergognosi dall'opposizione. Quindi ormai si è chiusa, si sta chiudendo questa campagna elettorale. Domani aprono quindi le urne per queste elezioni regionali in Liguria, di cui si è parlato poco, come ha ripetuto ieri Matteo Salvini. Evidentemente se ne sta parlando poco perché qualcuno teme che il risultato sia nettamente a favore del centrodestra, e quindi per questo motivo forse a livello, no, di grandi media mainstream si è dato poco spazio a questo voto. Il sindaco candidato Bucci, quindi se vincono loro in fumo 18 miliardi, vedete l'articolo di Fausto Carioti, i sondaggi che la legge impedisce di citare non regalano certezze a nessuno, ma rendono ottimisti i leader del centrodestra e il candidato Marco Bucci. E poi qui l'editoriale invece di Mario Secchi, a proposito delle altre elezioni di cui stavamo parlando, no, e che attendiamo, quelle americane. Il 5 novembre l'America sceglie il 47° presidente, la sfida tra Donald Trump e Kamala Harris è aperta, nessuno può dire con certezza chi vincerà, ma possiamo leggere delle tendenze in questo finale della campagna presidenziale. Abbiamo davanti a noi alcuni temi chiave, una mappa per la destra e la sinistra in Europa, in particolare in Italia, dove la polarizzazione del dibattito, l'ossessione contro le destre è fortissima.
E qui titola, vedete, Mario Secchi, comunque vada, arriva una lezione dagli Stati Uniti. Allora, la politica americana, aggiunge Secchi, è prima di tutto laboratorio culturale, espressione dello spirito del tempo, fa da apripista per ondate che impattano sulla società occidentale. Comunque vada a finire la corsa presidenziale, l'ultimo sondaggio del New York Times da un testa, quello del Wall Street Journal vede addirittura Trump in lieve vantaggio, ma con un netto distacco su 3 punti decisivi, cioè migrazione, economia e inflazione. Il radicalismo dei democratici è finito in testa coda. Il movimento woke e la cancel culture, l'indice puntato contro l'uomo bianco, il dogma dell'ecologismo insostenibile hanno lasciato un segno profondo. Da una parte quindi i miserabili repubblicani, deplorables, così li chiamò Hillary Clinton nel 2016, dall'altra invece i giusti democratici che hanno sempre ragione loro. È un copione ormai vecchio, logoro, per questo la Harris ha tentato la metamorfosi in candidata centrista, ma gli anni alla Casa Bianca sono squadernati e le sue possibilità di vittoria, che sembravano altissime dopo la defenestrazione di Joe Biden, si sono assottigliate. Va detto che i sondaggi possono sbagliare, Donald Trump può perdere e Kamala vincere nel gioco dei voti negli stati in bilico, dove sulla carta Trump invece appare favorito. Ma quell'agenda politica lì è morta. Il segnale che siamo a una svolta sul piano culturale è arrivato ieri con la decisione del Washington Post di non appoggiare ufficialmente la candidatura di Harris, e questo non accadeva, pensate, dagli anni '80. I democratici dopo 40 anni hanno perso l'atteso endorsement della gloriosa testata, oggi appunto di proprietà di Jeff Bezos, il fondatore di Amazon. Torniamo alle origini, ha spiegato l'editore del Post, William Lewis. In questa formula c'è la fine di un'era e non è un appoggio a Trump, ma la presa d'atto quindi di questa America, che c'è un'altra America in questo scenario, e dopo tutto quello che è accaduto non si può ignorare la realtà. È una lezione che in Italia non è ancora arrivata, non ci resta che attendere sulla riva del fiume della storia. E effettivamente questa è davvero una novità, no, per un giornale come il Washington Post, che si era schierato sempre così apertamente, aveva dato questo indirizzo di voto per 40 anni. Ma foto principale qui al centro della prima pagina di Libero di oggi, quindi di Turetta, la vita di Turetta in carcere tra chitarra e palestra, ieri racconto in aula, così ho ucciso Giulia Cecchettin. E invece pensate, è indagato adesso per eccesso di difesa il poliziotto che si è difeso dallo straniero Moussa Diarra, il 26enne maliano che aveva devastato la stazione a Verona, colletta per l'avvocato del poliziotto aggredito. Questa è l'iniziativa che è partita a Verona, articolo di Alessandro Gonzato, l'abbiamo sentito come un dovere morale, vogliamo pagare le spese legali al poliziotto. Il poliziotto è l'agente della Polfer che a Verona, domenica scorsa, minacciato da un immigrato col coltello, gli ha sparato. E poi invece l'ultima del sindaco di Bologna, l'Epore che ferma la città per pioggia, però con il sole. L'articolo di Leonardo Iannacci, vedete, Bologna sta vivendo giornate decisamente drammatiche per gli sconquassi alluvionali che hanno colpito la città, a tal punto da far passare in secondo piano una partita di calcio, seppure importante per il campionato di Serie A, come è Bologna-Milan in cartellone per oggi. Però, qui vedete spiegato a pagina 15, a quanto pare, no, comunque è previsto, ci potrebbe essere il sole. Vedete, Matteo Lepore, PD, ho sentito i rappresentanti della Lega Calcio per un confronto utile, siamo andati verso una scelta di sensibilità verso il territorio. Tuttavia, vedete, Bologna-Milan è stata rinviata, data da destinarsi, ha contribuito ieri a generare un caos notevole, diventando una partita fantasma. Un'ordinanza del sindaco, quindi PDSino Matteo Lepore, ha causato lo stop della partita a causa di attività di ripristino della situazione delle aree pubbliche nelle proprietà private attorno allo stadio. Ricordiamo che l'impianto si trova nello stesso quartiere martoriato dal maltempo in questi giorni. Per quanto riguarda le motivazioni, tuttavia, non ha ricevuto alcun danno strutturale e la sensazione è che la partita si sarebbe potuta disputare regolarmente oggi, ovviamente a porte chiuse. Le operazioni di soccorso e ristrutturazione delle zone colpite da maltempo sono ancora in atto e il passaggio di 35.000 persone verso lo stadio avrebbe causato non pochi problemi di ordine pubblico al quartiere. Però appunto c'era questa possibilità, no, di farla tenere a porte chiuse. L'ordinanza di Lepore ha, come detto, destabilizzato le cose
e creato anche confusione fra allenatori, giocatori e tifosi di Bologna e Milan. Solo a metà pomeriggio questa fastidiosa litania ha avuto fine con il rinvio dell'incontro, anche se le previsioni meteorologiche danno per oggi sulla città, quello che dicevamo prima, un tempo variabile e pioggia zero. Allerta meteo quindi inesistente e perciò insomma la decisione appare un po' controversa, non poco. Ma andiamo avanti, dobbiamo correre, poi riapriamo Libero, così intanto completiamo questa panoramica generale su tutte le prime pagine, no, delle testate. E allora andiamo sulla Verità di oggi, vedete si ritorna sul caso di questa decisione che ha fatto discutere così tanto, no, la decisione dei giudici del Tribunale di Roma che avevano dichiarato illegittimi i trattenimenti dei migranti nel centro per i rimpatri in Albania, i fatti che sono più testardi dell'ideologia. Tutti espellono, solo in Italia i giudici bloccano il governo. Germania, Svezia e Olanda, dopo la sentenza della Corte di Giustizia UE, hanno continuato regolarmente a effettuare rimpatri. Da noi invece la magistratura si è sentita in dovere di indirizzare la politica estera. Il socialista Scholz ne vuol cacciare di più. Il modello Albania non basta. E qui, infatti, vedete l'editoriale di Maurizio Belpietro, davvero i giudici che hanno deciso di riportare in Italia i migranti trasferiti in Albania non potevano fare altro? A sentire chi sostiene con entusiasmo il provvedimento, i magistrati del Tribunale di Roma hanno solo rispettato la legge. In realtà non si tratta di una legge, ma della sentenza del 4 ottobre con cui la Corte di Giustizia europea ha circoscritto la definizione di paesi sicuri verso cui praticare i respingimenti. Il senso è chiaro, i verdetti non si discutono, si applicano. Ma è proprio così? Domanda Belpietro. No. Prova ne sia che alcuni paesi europei, che come noi sarebbero tenuti a rispettare questa sentenza, in realtà se ne sono infischiati. Allora andiamo un attimo a pagina 5 e 4, dove sullo stesso tema scrive Alessandro Rico, però finiamo di leggere, ecco, almeno la conclusione di questo editoriale di Belpietro sul tema, ecco qua. Allora, sulla situazione qui intanto dello stivale c'è l'infografica per i provvedimenti di allontanamento, ve la zoom, scusatemi, ecco, relativa al periodo 2011-2023. E qui vedete le varie percentuali, si sale, no, negli anni, quindi per esempio 28% 2011, di nuovo nel 2019, c'è il picco nel 2012 e adesso vedete questa discesa 2019 28%, 2020 13%, adesso siamo al 15%. Solo con i magistrati italiani, dicevamo, le sentenze di Strasburgo diventano come il Vangelo, Parigi, già abituata a riconsegnare irregolari a noi infischiandosene delle pronunce UE, ora prepara un accordo con Rabat, poi accelererà le procedure per le espulsioni. E poi la foto qui su Scholz, vedete il cinico Olaf Scholz che è pronto a rinnovare questo patto con Ankara, con la Turchia, per fermare gli arrivi nell'Unione Europea e che viene da pensare per motivi, no, elettorali, vista l'avanzata di Alternativa per la Germania. Abbiamo visto insomma anche nelle ultime elezioni in Turingia e Sassonia. E allora da Berlino partono voli per Kabul, da Stoccolma charter per Baghdad, le toghe tacciano, il diritto comunitario viene snobbato. E qui prosegue Belpietro, a Ceuta e Melilla, le enclave spagnole in Africa, sapete, le autorità spagnole da anni praticano gli allontanamenti a caldo. La consulta iberica permette persino di procedere senza identificazioni. E infatti qui nella conclusione spiega Belpietro, appunto il caso in assoluto più rilevante è quello della Spagna, dove da anni il governo respinge migranti a Ceuta e Melilla, l'enclave in Marocco sotto il controllo della Guardia Civil, nonostante Madrid pratichi respingimenti collettivi, già sanzionati dalla Corte dei diritti dell'uomo perché ritenuti illegittimi, l'esecutivo progressista, e ricordiamocelo, progressista di Pedro Sánchez, come progressista Scholz, non indietreggia nascondendosi dietro a una sentenza della Corte Costituzionale spagnola che ha considerato legali le cosiddette devoluciones en caliente, ossia le espulsioni a caldo, quelle praticate senza nemmeno identificare il migrante. Naturalmente nei paesi citati, come anche la Germania, non ci sono magistrati che ai convegni dell'ONG annunciano che bocceranno i trasferimenti in Albania o in paesi considerati poco sicuri, né ci sono giudici che processano il ministro dell'interno con l'accusa di aver sequestrato i migranti per il solo fatto di non averli fatti sbarcare, stendendo davanti a loro un tappeto rosso. A voi le conclusioni sulla magistratura e l'inevitabilità di certe sentenze. Riflessione amara questa nel finale, no?
da parte di Maurizio Belpietro, e soprattutto, no, si fa notare che non ci sono ministri degli interni rinviati a processo per aver difeso i confini, che rischiano, pensate, 6 anni, come ha ripetuto spesso Matteo Salvini. A volte manco agli stupratori, no, vengono chieste delle pene così alte. E allora, recuperando quindi di nuovo la prima pagina della Verità, ritornando qui, vedete gli altri articoli, c'è la riflessione di Mario Giordano sul caso Spano e i suoi cari, rovistano nell'immondizia di un'omofobia, una omofobia che non esiste. La destra omofoba? Si chiede Mario Giordano. Davvero alla fine tutto quello che resterà di questa vicenda sarà il solito attacco alla presunta destra omofoba? Fatemi capire, dov'è questa destra e dov'è l'omofobia? Questo segue a pagina 3, andiamo un attimo, perché sapete poi si è discusso tantissimo di questo caso, ma si è anche fatto notare che la sinistra stavolta non ha accusato, appunto i media di essere omofobi perché si sono concentrati su questa vicenda. Anche la stessa sinistra comunque è stata quasi gongolante di tutta la vicenda e ha rovistato, no, in questo gossip mediatico su Spano e sulle sue frequentazioni. È pur vero, vi ricordate che ce ne eravamo occupati anche noi nelle precedenti rassegne stampe, quando proprio sulla Verità, abbiamo ricordato, i passati di Spanu, che alla fine era stato fatto dimettere dall'ufficio antidiscriminazione proprio su pressioni all'epoca, nel 2017, su pressioni di Fratelli d'Italia e della Meloni. Vi ricorderete lo scandalo, era a capo di un ufficio che aveva comunque finanziato, sostenuto una serie di associazioni LGBT, associazioni in cui si appoggiavano dei circoli dove si praticava sesso libero, festini e altre appunto si tenevano anche serate del genere. Sull'omofobia rovistano nell'immondizia, l'ex capo di gabinetto della cultura fa la vittima e tira in ballo il sesso. La verità è che è stato beccato sul contratto fatto al compagno quando era al Maxi, e sul caso Unar dice che non c'è stato danno erariale, ma dimentica il finanziamento che fu revocato. Quello di cui stavamo parlando, no, finanziamento per queste associazioni gay, che però poi alla fine erano legate a circoli dove appunto si praticavano queste serate di sesso sfrenato. Allora vedete, eppure anziché chiedere scusa, Spano va all'attacco. Qui, appunto aggiunge anche altra carne al fuoco Mario Giordano. Va all'attacco e dice che la casella giudiziaria immacolata, che ha la casella giudiziaria immacolata, e che per la vicenda dell'Unar la Corte dei Conti non ha riscontrato alcun danno erariale. Per forza, qui commenta Giordano, dopo il servizio in TV che lo beccò con le mani nella marmellata, vi ricordate l'inchiesta delle Iene, il finanziamento fu ritirato. Come fa ad esserci danno erariale se i quattrini non vengono spesi? Però l'incivil servant dimentica di dire che lui in quell'occasione ha denunciato le Iene e poi ha perso clamorosamente la causa. È stato costretto a risarcire la trasmissione, anch'essa non certo ascrivibile alla destra omofoba, rendendo così evidente che quella inchiesta TV era più che giustificata. Allo stesso modo, l'ex capo di gabinetto non spiega come sia stato possibile che mentre lui era segretario generale del Maxi, suo marito abbia avuto un contratto da 14.000 euro senza che lui ne sapesse nulla. Oltretutto qui bisogna fare anche una notazione linguistica e lessicale, permettetemela, c'è stata anche suggerita da tanti di voi, per esempio ci ha scritto anche il professor Giuseppe Brienza che ha mandato un'email, no, alla vigilanza RAI su questo uso del termine marito quando si tratta di compagno, di partner in un'unione civile, un'unione comunque di tipo omosessuale, e si è fatto notare che secondo la normativa italiana, secondo la giurisprudenza, tecnicamente, giuridicamente è anche sbagliato, no, scrivere marito, perché questo termine si dovrebbe usare invece nel caso di un matrimonio vero e proprio, matrimonio per esempio civile tra un uomo e una donna. Vabbè, ma qui evitiamo di dilungarci ulteriormente, se no magari veniamo pure accusati di essere omofobi. E allora vedete qui il virgolettato: se ne è occupato l'ufficio legale, dice ora di questa vicenda, no, del contratto da 14.000 euro, quando lui era segretario generale del Maxi Spano e appunto, il suo partner invece aveva questo incarico, questa consulenza. Pretende che ci crediamo? Si domanda appunto Giordano, solo perché è gay? Solo perché se gli dicessimo che ci sta prendendo per i fondelli allora diventeremmo destra omofoba? E qui Giordano usa anche l'espressione colorita
se ci sta prendendo per il cu, puntini puntini. Certo, c'è stato un esponente di Fratelli d'Italia che in una chat ha usato per definire Spano la parola pederasta e qui, commenta Giordano, appunto ha sbagliato e infatti è stato espulso dalla chat e sospeso da Fratelli d'Italia. Ma che ci si attacchi ad una chat e una parola per ribaltare il tavolo, facendo passare l'idea che il vero problema non sia la scelta sbagliata del ministro Giuli, errore reale, ma le campagne diffamatorie della destra omofoba, errore presunto, immaginario, è davvero incredibile. Lo sappiamo che le terrazze chic, i foglietti finanziati con denaro pubblico e i talk show inginocchiati al politicamente corretto sono capaci di tutto e riescono a livello di comunicazione a far credere la qualunque. Del resto, se sono riusciti, e qui è pesantissimo l'attacco di Giordano, se sono riusciti a far credere che Volodymyr Zelensky è un eroe e Roberto Burioni è uno scienziato, non ci si stupisce più di nulla. Però ecco, qualcuno potrebbe gentilmente spiegarci dove sta la destra omofoba nei servizi, pensate, di Report, di Rai 3, nelle denunce delle Iene e se permettete anche negli articoli di questo piccolo giornale. Giuliano Ferrara, non avendo argomenti migliori, ha pensato di attaccarmi per un mio difetto fisico, negandomi il diritto al nome e cognome. Strano modo per combattere una sedicente battaglia di civiltà, non vi pare? Si domanda qui Giordano, e dire che una volta Ferrara era uno dei maestri dell'informazione. Nelle sue mitiche trasmissioni, ricordate, usciva dal bidone della spazzatura, ora non più. E insomma qui si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe Mario Giordano nei confronti di Giuliano Ferrara. Completiamo questa prima parte di rassegna stampa anche sulla verità perché volevo anche farvi vedere l'articolo qui di Borgonovo, il contrappasso, il grido della ultrafemminista, per noi meglio i conservatori. Eh sì, perché questo succede nel Regno Unito che una militante femminista radicale inglese si dichiari a favore dei conservatori perché spiega ormai i laburisti si interessano soltanto delle battaglie dei transgender. Julie Bindel, militante femminista radicale inglese, in passato iscritta ai laburisti, molla pubblicamente il partito di Keir Starmer e punta sui conservatori. La sinistra pensa soltanto ai transgender. Questo che segue proprio a pagina 2, ecco, vi leggo soltanto le parti, diciamo, più rilevanti. Qui vedete che segue: femminista radicale che molla i progressisti, per le donne meglio i conservatori, lo scandalo a palazzo. Altro che destra anti-gay, caso Spano, e maschilista, caso GPA. Per Julie Bindel, illustre femminista, è a sinistra il problema. Per l'attivista UK i laburisti ormai si concentrano soltanto sulle questioni trans. E pensate, qui viene anche spiegata insomma la riflessione ovviamente della Bindel. Secondo la Bindel il partito laburista ha fallito in modo spettacolare con le donne quando si tratta di proteggere i loro diritti. Il partito dei Verdi sembra più interessato a proteggere i diritti dei transgender che a salvare l'ambiente e i liberal democratici, Lib Dem, vogliono rendere ancora più facile per gli uomini ottenere certificati rilasciati dal governo che li dichiarino appunto donne. E insomma, ecco allora il dilemma: i conservatori non sono certo un'opzione allettante, ma sono il partito più adatto a parlare a favore delle donne e la Bindel spiega di aver votato i laburisti alle ultime elezioni, ma adesso precisa: per me e per altre femministe quel sostegno non è incondizionato. Alcune femministe stanno già facendo l'impensabile, e cioè si stanno rivolgendo ai conservatori. Questa migrazione verso i conservatori tra le femministe sarebbe sembrata un tempo impossibile, impensabile. Le attiviste per i diritti delle donne in questo paese tradizionalmente siedono nella sinistra politica, no? Spiega la Bind. Per anni il partito laburista è stato la casa naturale delle femministe di sinistra, ma Keir Starmer rischia di perdere questi elettori, queste elettrici, se non rassicura rapidamente le donne sul fatto che i loro diritti sono al sicuro sotto il partito laburista. La verità è che il partito di Starmer ha deluso le donne capitolando di fronte a chi nega la realtà biologica del sesso. Beh, ma vi ricorderete anche tutti gli attacchi che ha subito la creatrice della saga di Harry Potter, la Rowling, semplicemente perché aveva ripetuto questa verità di fatto per cui i trans non nascono come donne nel senso biologico, che c'è questa differenza proprio iscritta nel DNA, nella biologia, nella genetica.
quanto appunto ferocemente sia stata attaccata, criticata da questi collettivi trans che poi sono così forti. Ci sono arrivati tantissimi messaggi, no? Allora, per esempio, adesso ci fermiamo un attimo, li leggiamo. Ci scrive Gian da Brescia: non si lamentino gli islamici, bastava scusatemi, non compiere quell'atto di guerra sterminando 1500 ragazzi che ballavano. In riferimento ovviamente al 7 ottobre e a questo attacco mentre si teneva il Festival della Musica, usi la biondina la calcolatrice. Ai comuni serve trattenere più soldi per dare più servizi ai cittadini e più manutenzione del territorio. E sì, ecco, a proposito, no, di manutenzione del territorio, prima abbiamo parlato anche di quello che è successo con le alluvioni a Bologna, nell'Emilia Romagna, e ovviamente poi in queste settimane si è ridiscusso anche della responsabilità della regione, che ha visto comunque questa terza alluvione nel giro di 1 anno e mezzo. Vuoi vedere che il castello di cartone dei democratici sta marcendo, sta crollando? Ci scrive, ecco, un altro nostro radioascoltatore o radioascoltatrice, perché non si è firmato. Il castello di cartone dei democratici è ovviamente in riferimento a queste menzogne sui trans che ci sono state dette e che appunto commenta oggi Francesco Borgonovo sulla verità di oggi, no? Lo scandalo di questa femminista radicale che lascia i progressisti, i laburisti e dichiara che appunto tante donne adesso sono più interessate ai conservatori. Gianni da Genova ci riscrive: caro Pier Vittorio, è mai possibile che la Meloni nomini i Giuli, gli Spanovari ed eventuali a fronte per esempio di persone competenti come Claudio Strinati? Aridateci la boccia. Ecco, Gianni commenta, no, ironicamente, con anche questa provocazione, le nomine di Spano. E prima infatti già ne abbiamo sentito anche l'editoriale di Giordano, no, che ovviamente spiega non dateci degli omofobi se abbiamo criticato questa nomina di Spano, ma non era per motivi di discriminazione sessuale, ma per lo scandalo che era già avvenuto quando era a capo dell'ufficio antidiscriminazione e per quello che è venuto fuori adesso con appunto il contratto per quello che viene chiamato suo marito, il contratto appunto quando lui era segretario generale nel Maxi. Ma Gianni, tu ci hai scritto anche un altro messaggio, lo sto recuperando. Allora, caro Pier Vittorio, cosa scriveva con grandissima lungimiranza il terzo e grande presidente degli Stati Uniti Thomas Jefferson nel 1800, ma di un'attualità disarmante, altro che la pochezza dei vari Biden, eccetera, da leggere in 1 minuto, grazie. Allora, prima di questa pausa dello stacco, così completiamo anche la rassegna stampa, poi sentiamo tutte le interviste che abbiamo registrato su questo tema del Medio Oriente, sul convegno che si era tenuto la scorsa settimana alla Camera. Allora, ci hai mandato questo articolo che credo sia, vedendo dalla grafica, mi sembra di ricordare forse l'impaginazione del Sussidiario, ma non vorrei sbagliarmi. Allora, è scritto: i padri costituenti avevano già allora ben chiaro il dramma della concentrazione della ricchezza, come osservava Thomas Jefferson, terzo presidente degli Stati Uniti, principale autore della dichiarazione di indipendenza e presente sul monte Rushmore accanto a George Washington, Abraham Lincoln e Theodore Roosevelt. Io credo che le istituzioni bancarie siano più pericolose per le nostre libertà di quanto non lo siano gli eserciti permanenti. Se il popolo americano permetterà mai alle banche private di controllare l'emissione del denaro, dapprima attraverso l'inflazione e poi con la deflazione, le banche, le compagnie che nasceranno intorno alle banche, priveranno il popolo dei suoi beni finché i loro figli si ritroveranno senza neanche una casa sul continente che i loro padri hanno conquistato. Sì, frasi molto dure e a proposito poi di banche, sapete, no, tutte le polemiche che si sono innescate anche per la manovra, per la legge finanziaria, perché quando si è chiesto anche da parte della Meloni, comunque la Lega stessa è d'accordo, un contributo, alle banche, a chi può, c'erano state anche delle proteste, no, da parte di Forza Italia. Sull'argomento poi delle banche ritorneremo anche nell'intervista con il nostro ospite, perché vorremmo chiedere anche questo, no, ma le piccole e medie imprese italiane che già comunque operano in un contesto difficile, quello italiano, lo sappiamo qual è il nostro fisco, qual è la nostra burocrazia, anzi, per fortuna che ci sono dei governi che si sforzano di migliorare lo stato di cose
e di mettersi, come disse anche la Meloni, dalla parte di chi produce ricchezza, no? Non vogliamo vessare chi la crea questa ricchezza. Ecco, vorremmo proprio chiedere, ma gli istituti bancari italiani come aiutano, sostengono, finanziano, sono disponibili ad erogare prestiti, finanziamenti a queste piccole e medie imprese che, ripeto, già devono affrontare le difficoltà del fisco, della burocrazia italiana, ma che poi devono operare in un mercato globale così concorrenziale, con anche l'invasione, no, di prodotti cinesi e indiani. Ci chiediamo sempre, ma rispettano tutti gli standard di ecosostenibilità che invece, per esempio, ci impone la normativa comunitaria europea? E allora, Lorenzo, chiedo a te la conferma, vero? È arrivato il momento del break, noi ci ritroviamo fra pochissimo. Da oggi la tua radio È ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. la tua radio. A te la linea. Grazie, grazie Lorenzo. Allora, dicevamo, completiamo questa parte di rassegna stampa andando a prendere la prima pagina del giornale di oggi, eccola qui, e vedete qui c'è l'articolo il titolone centrale dedicato proprio alla retata di spioni, anche politici nel mirino, quello che stavamo leggendo prima. Furto di informazioni riservate dalle banche dati. 6 arresti tra gli hacker anche forze dell'ordine. Scrive Luca Fazzo, i carabinieri del nucleo investigativo di Varese, coordinati dalla Procura di Milano, hanno eseguito 6 misure cautelari nei confronti di altrettante persone che farebbero parte di un'organizzazione dedita al furto di dati e informazioni sensibili anche di esponenti politici. Tra queste ci sarebbero anche appartenenti o ex appartenenti alle forze dell'ordine. E insomma qui veramente si pone un problema perché è l'ennesimo caso, no, di spionaggio, di acquisizione illecita di dati, di informazioni dopo quello Striano, quindi poi non si riaccusi magari la Meloni di vittimismo quando dice che effettivamente c'è un problema per questi pezzi dello Stato. Qui addirittura si parla di appartenenti alle forze dell'ordine che avrebbero compiuto questi accessi abusivi. C'è questo problema di spionaggio, di acquisizione illecita di dati. E poi invece l'editoriale di oggi sul giornale di Alessandro Sallusti, idea buona, spot banale, ve lo leggo perché è a commento di questo spot sull'evasione fiscale. E ovviamente Alessandro Sallusti ribadisce che l'evasione fiscale, figuriamoci, è un cancro che va assolutamente combattuto, però qui critica l'idea di questa campagna pubblicitaria perché ritiene insomma sbagliata la forma e anche un po' il sottotesto, ecco. Da oggi sui canali social e sulle televisioni gira uno spot fatto realizzare dal Ministero delle Finanze contro l'evasione fiscale. Si apre con un tizio modello sbruffone che al ristorante ordina aragoste e champagne e dice poi ai vicini di tavolo: tanto paghi tu. E si chiude con 2 finanzieri che gli suonano al campanello di casa. Beccato, l'evasione fiscale si paga. Da oggi ancora più controlli e sempre meno evasori. L'intento è assolutamente nobile, no, e condivisibile, spiega qui Sallusti. L'evasione fiscale è non certo da oggi un cancro che limita la crescita del paese, oltre che un reato grave e per di più odioso. Sul tema il governo Meloni sta provando a percorrere una strada diversa da quella dei suoi predecessori, scrivere cioè un nuovo patto sociale tra cittadini e fisco. Saniamo in modo reciprocamente conveniente il pregresso che zavorra famiglie e imprese, ma d'ora in avanti nessuno sconto o comprensione. Ci sta quindi un messaggio duro e minaccioso, ma quello proposto nello spot, più che far paura, fa ridere, tanto è paradossale e macchiettistica la situazione proposta. L'Italia aragosta e champagne ricorda tanto l'Italia pane, pizza e mandolino, con cui ci ridicolizzano i tedeschi, è diventata famosa nel mondo anche nella sua variante Italia, pizza e mafia. Il personaggio poi è surreale, sembra uscito da uno dei cinepanettoni di Vanzina, da una gag del milanese imbruttito, insomma ispira più simpatia che sdegno. Ci saranno pure degli italiani che non pagano le tasse per poter tranquillamente pasteggiare a base di aragoste e champagne, ma non sarà uno spot a far rinsavire i cretini che, essendo tali, né capiscono né si mettono paura. Nel mondo reale la maggior parte di chi evade lo fa per motivi diversi dai lussi culinari. Nell'ordine, in momenti di crisi preferisce pagare prima dipendenti e fornitori,
I momenti difficili dà la precedenza al mantenimento dignitoso di moglie e figli. I momenti di quiete trova comunque esorbitante e ingiusto devolvere allo Stato ben oltre la metà dei frutti del suo lavoro. Per carità, nulla di drammatico, ma credo che si sarebbe potuto realizzare qualcosa di meglio, soprattutto non mettere tutti gli evasori ed elusori in un'unica cesta, quella delle mele davvero marce, perché allora sì che si rischia l'effetto contagio. Ecco, quindi come vi dicevo, una critica sulla forma di questo messaggio e anche un po' appunto sul sottotesto, anche perché il personaggio che viene rappresentato, no, risulta anche abbastanza comico, uscito, scrive Sallusti, da una commedia, da un cinepanettone. E poi l'articolo di oggi, adesso lo prendiamo, lo andiamo ad aprire a pagina 13, qui vedete dalla prima pagina del giornale la polemica, l'articolo di Fiamma Nirenstein di oggi, la polemica con Caracciolo che su Iran e Israele ribalta la realtà. Molti intellettuali di sinistra stanno cercando di fondare una teoria della futura distruzione dello Stato di Israele. Ora andiamo un attimo a pagina 13 e qui appunto spiega Fiamma Nirenstein la profezia di Caracciolo sulla distruzione di Israele. Il fondatore di Limes e gli intellettuali di sinistra ribaltano la realtà. Non è l'Iran il paese aggredito, un patetico arrampicarsi sugli specchi. Ecco, i fatti di stanotte sembrerebbero smentire, no, questa visione, questo pensiero della Nirenstein, ma lo Stato ebraico odia la guerra, la sta combattendo questo scontro, questo conflitto per la sopravvivenza sua e dell'Occidente, dopo il 7 ottobre e la promessa di genocidio lanciata da Hamas ed Hezbollah. Ecco, perciò questo editoriale di oggi della Nirenstein, proprio in risposta alle osservazioni di Lucio Caracciolo. Chiudiamo allora questa parte perché dobbiamo anche mandare in onda le interviste registrate. Con voi volevo aprire però la prima pagina della Stampa di oggi, che si apre anche con il ricordo del giornalista, ecco adesso ve lo zoomo, Paolo Griseri, giornalista fuori classe con le radici a Mirafiori e il cuore per gli ultimi. Con il cuore di Paolo Griseri è saltato per aria anche quello di tutti noi che gli abbiamo voluto bene e che continueremo a volerne per sempre. A darci la notizia è stata Stefania, moglie, amica e collega. E questo appunto, vedete, è il ricordo con tanti interventi, con tanti contributi. Andiamo infatti a pagina 24-25 che ricordano appunto Paolo Griseri scomparso. A proposito di Paolo, vedete, no, il ricordo di John Elkann, competente nelle analisi, rispettato da tutti, proprio perché si era interessato tanto di Fiat, aveva seguito con reportage, con inchieste il mondo degli stabilimenti di Mirafiori. Il ricordo di Guido Crosetto, quante lunghe telefonate per continuare a confrontarci, ricordi degli ex presidenti di regione, quindi Alberto Cirio, chiedeva sempre qualcosa di cui non ti aspettavi, di dover parlare, con ironia e umiltà. Anche di Giancarlo Caselli, così vicini da scegliere quel tu. Dicevamo tra gli ex presidenti anche Enzo Ghigo, sulla panchina in centro ad ascoltarci. Di Elsa Fornero, vicino agli operai nelle loro lotte, e qui giustamente la Fornero ricorda che in alcune interviste, in alcuni momenti di confronto con Vegni, lui si avvicinava quasi un po' scettico e diffidente nei suoi confronti perché la vedeva, lei qui scrive, la percepiva come l'esponente dell'austerity. Viene insomma da rispondere, da obiettare alla Fornero, ma va inevitabilmente. E addirittura ricordo anche di Maurizio Landini, 2 chiamate non risposte sono il mio grande rammarico, e qui racconta anche quando si commentò il referendum di Mirafiori. Insomma, tanti ricordi, ma Lorenzo, sono già le 9:10 e allora iniziamo a far sentire le interviste e poi apriamo il collegamento con Matteo De Sio, il nostro ospite Paolo Cervelli. C'è da non cadere nella trappola della semplificazione, cioè nel dire siamo pacifisti, no alla guerra, senza però avere un approccio multidisciplinare, metodico e soprattutto razionale rispetto a ciò che sta accadendo. È ovvio che rispetto alla portata storica e alla grande portata storica che ha la cultura pacifista, oggi però assistiamo a una sua riduzione al semplice fatto di alzare le braccia al cielo, no alle armi, ma il problema resta. Allora, per affrontare il problema di una portata così complessa, storica e assolutamente incidente sugli assetti geopolitici del presente e del futuro, non si può che ragionare invece da costruttori di pace. E ciò significa che occorre comprendere
che la guerra è una componente del processo di pace, anche pur considerandola una cosa nefasta e una assoluta aberrazione per quanto riguarda la dignità umana. Nella Costituzione iraniana non è che sia previsto un principio di bellicismo espresso nei confronti di Israele, però dalla dimensione bellica che stiamo vivendo nella nostra attualità si può ricavare un principio diverso che può far intendere come l'approccio e la postura iraniana sia indirizzata verso un atteggiamento ostile nei confronti di Israele e quindi in difesa di quelle forze legittime, ritenute legittime da parte iraniana, tipo Hamas ed Hezbollah, che prevede sostanzialmente la sostituzione o declinazione presidiale in forza dell'articolo 154 della Costituzione iraniana stessa. In che cosa consiste questo articolo 154? Se si tratta di sostituzione, l'Iran si sostituisce alle forze politico-militari di Hamas e di Hezbollah per andare a destabilizzare Israele, per andare a destabilizzare le aree intorno a Israele, per andare a difendere dei territori sotto presunto attacco israeliano. E questa è la ragione per cui noi assistiamo oggi a una presa di posizione iraniana molto chiara, molto precisa, per cui lo Stato iraniano che è andato in difesa. Oriente, Israele, palestinese, Iran. Allora, tirando le conclusioni di quello che comunque si è detto, si può affermare che è troppo facile, no? Dichiararsi, dirsi pacifisti. Quello che occorre è essere veramente costruttori di pace, però per realizzare questa pace in uno scenario così complesso probabilmente serve anche un approccio multidisciplinare, dalla geopolitica al diritto, anche alla stessa sociologia. Esatto, è stato proprio oggetto di questo dibattito che si è appena concluso. Occorre, diciamo, equilibrio nella postura, come è stato detto. Occorre equilibrio, significa tenere insieme vari aspetti della questione. È una questione molto complicata, è una questione che va avanti da molti anni perché c'è una lunga storia che precede questa vicenda. C'è come dicevi tu prima, ci sono molte discipline che impattano, no? Abbiamo visto noi la relazione del professore Ungaro sulla cyber security, sull'intelligenza artificiale, ma c'è anche un aspetto sociologico legato anche alla costruzione del nemico. Insomma, è una vicenda molto complicata su cui sarebbe opportuno, diciamo, sedersi al tavolo e fare i costruttori, non i distruttori, non cercare di... Non è una questione dove le partigianerie devono avere la meglio. Qui è una situazione... Onorevole Rosato, segretario del Copasir, allora a margine di questo convegno proprio su Iran, Palestina e Israele, una situazione delicata, uno scacchiere veramente complesso, basti pensare anche a quello che è successo in Siria, un paese su cui si scaricano gli interessi di tante potenze come Iran, Cina, Russia, Turchia, potenze che a volte sono interessate alla destabilizzazione. Spesso sono interessate alla destabilizzazione perché l'interesse e la destabilizzazione porta a forzare la mano sugli interessi dei paesi che a questo lavorano. Penso all'Iran e all'utilizzo che fa della Siria come base di partenza di attacchi nei confronti di Israele, come base di partenza di alimentazione del potere di Hezbollah. È evidente che noi abbiamo bisogno di trovare una soluzione per la Siria, che è un paese governato con un sistema dittatoriale, dove però vivono milioni di profughi che stanno incrementando soprattutto a motivo di quello che accade in Libano. Abbiamo un flusso di ritorno, profughi siriani che erano in Libano che adesso tornano verso la Siria. In Libano erano sostenuti dagli interventi delle Nazioni Unite, oggi in Siria non sappiamo di chi se ne occuperà. Questo. Siamo con l'onorevole Maullo qui alla Camera dei Deputati, allora convegno di oggi sul Medio Oriente, Israele, Iran, uno scenario veramente complesso, come deve muoversi l'Italia, il governo Meloni, su questo scacchiere così delicato.
Beh, io credo che la tradizione nazionale per quanto riguarda il Mediterraneo, più in generale il Medio Oriente, sia quella di un'equidistanza e di una moderazione nei fatti, che ci ha sempre garantito il ruolo di interlocutori verso tutte le parti. Il governo Meloni sta facendo questo con grande saggezza, lo sta facendo soprattutto sulla falsariga di un piano Mattei, che è lo strumento per poter penetrare ancora di più in maniera positiva in questo contesto e cercare le migliori condizioni perché si arrivi a un cessate il fuoco tra due paesi che hanno una dimensione di conflittualità che insita nel proprio DNA, e questo credo che sia uno dei risultati anche della deflagrazione del Medio Oriente dopo le primavere arabe, che di fatto hanno fatto implodere quelli che erano governi ovviamente di natura dittatoriale ma che garantivano un assetto stabile all'area. È un ragionamento, come dire, che va proposto con sempre più forza, quello dell'intervento dell'Italia, perché a differenza di altri paesi ha questa condizione quasi genetica di un approccio che consente a tutte le parti di trovare un interlocutore credibile, stabile, ma soprattutto con una propensione alla moderazione e alla mediazione. E secondo lei invece come si sta comportando l'alleato americano? Perché c'è chi sostiene che in questo momento la presidenza Biden, siccome è scadenza di mandato, è un po' assente e latitante, c'è anche chi sostiene che se dovesse vincere Trump, questa politica muscolare verso l'Iran riprenderebbe quota, riprenderebbe vigore. Ma io credo che indipendentemente dai presidenti ci sia sempre stato un approccio, come dire, a tutela di Israele per motivi che ovviamente sono noti a tutti e che indipendentemente dai presidenti continueranno a esserci. Questo perché peraltro Israele è l'unico baluardo democratico occidentale in un contesto governato da teocrazie religiose o da regimi dittatoriali, e quindi diventa quasi un dovere difendere Israele senza se e senza ma, e farlo soprattutto in una condizione che consenta a Israele di essere un soggetto portatore di pace. Credo che Trump con gli accordi di Abramo abbia dato, come dire, una strategia di lungo periodo che tende a pacificare l'area, soprattutto per la parte sunnita che si è ritrovata in questi accordi, meno in quella sciita che ovviamente li ha sofferti, ma io penso che gli americani continueranno a mantenere questo ruolo che è essenziale per noi e ovviamente per loro. Grazie ancora all'onorevole Maulu, allora veramente buon convegno. A voi, grazie. A voi la linea. Grazie Lorenzo. Allora abbiamo sentito tutte queste interviste che avevamo raccolto per il convegno che si era tenuto, lo dicevamo, la scorsa settimana alla Camera, proprio su Israele e Iran. All'inizio l'intervento dell'avvocato Angelo Lucarella, che giustamente ha spiegato perché è inevitabile per l'Iran, per la sua Costituzione iraniana, questo scontro contro Israele. È proprio l'articolo 154 della Costituzione iraniana che prevede che ci sia questo sostegno a favore dei movimenti che si battono quindi per la libertà contro presunte tirannie, quindi il sostegno per esempio ad Hamas e appunto ad altri movimenti miliziani. Avvocato Lucarella, che ci ha spiegato anche perché è inutile continuare a dichiararsi pacifisti, verrebbe da aggiungere pacifinti, se poi appunto questo pacifismo non si traduce in azioni concrete per arrivare a un percorso di pace, e spesso per arrivare alla pace bisogna rimuovere chi quella pace la destabilizza, come movimenti terroristi ed estremisti, e quindi perciò la guerra diventa a volte un percorso, no, quasi inevitabile in un percorso di pace, che abbia proprio la pace come suo obiettivo finale, perché bisogna combattere questi pericolosi estremisti come abbiamo visto appunto Hezbollah, Hamas. Ma credo che ci abbiano già raggiunto in collegamento, vero, sia Matteo De Sio sia anche l'imprenditore Paolo Cervelli. Ci ascoltate? Ci sentite? Sì, buongiorno. Sì, buongiorno. Grazie per l'invito. Buongiorno, eccoci. Buongiorno, e allora io a questo Buongiorno. punto, buongiorno, levo anche la condivisione dello schermo, così insomma ci vediamo. E allora, come avevo annunciato, oggi in collegamento l'imprenditore Paolo Cervelli, che è cotitolare di questa startup italiana che produce rivestimenti con una nuova tecnica, il cosiddetto PVD 2.0, una tecnica che garantisce innovazione, rispetto per l'ambiente ed ecosostenibilità. Signor Cervelli, grazie per essere qui con noi, è un vero onore poterla avere come ospite, ma le chiedo subito perché questo cambiamento, no, nelle tecniche di produzione. Era richiesto dalla normativa europea, nazionale, è un adattamento anche a quello che è un po' il trend del mercato, che ovviamente sta cercando di assecondare sempre di più il sentiment, la sensibilità green.
Ma esattamente come ha già introdotto lei correttamente, questa scelta deriva da un mix da una combinazione di elementi. Innanzitutto è una scelta decisamente green, come diciamo oggi, nel senso che effettivamente è molto ecosostenibile, decisamente più ecosostenibile rispetto alle vecchie, alle attuali, ma ormai obsolete tecnologie di rifinitura superficiale dei materiali, in primis la galvanica, o meglio la cromatura con la tecnologia galvanica, che è una tecnologia ormai che ha praticamente un secolo di storia ed è, come sappiamo, estremamente inquinante, perché oltre all'utilizzo di un prodotto che è il cromo, tipicamente il cromo esavalente, che è ritenuto anche da regolamento europeo una sostanza assolutamente totalmente cancerogena e mutagena, e quindi genera anche una quantità di residuo da smaltire, quindi dei costi notevoli. Altro elemento, quindi, oltre a, diciamo così, alla tutela ambientale, da cui non si può ormai più prescindere, è anche una questione di normativa, perché la Comunità Europea, come ho accennato già nel 2013, aveva introdotto nella lista delle sostanze cancerogene, e quindi per essere utilizzate occorre ancora un'autorizzazione specifica, il cromo esavalente, e quindi anche per legge sostanzialmente ci attendiamo che da un giorno all'altro, si può dire, la Comunità Europea bandisca definitivamente l'utilizzo di questo materiale nelle lavorazioni industriali, quantomeno a livello europeo. Questo è un po', diciamo, in sintesi il motivo per cui abbiamo deciso anche noi come azienda che lavora da anni nel settore delle lavorazioni meccaniche, di spostarci in questo settore. Grazie. Innanzitutto la ringraziamo per la sua presenza e anche per una spiegazione così puntuale, dettagliata, approfondita. Insomma, anche noi non addetti ai lavori abbiamo capito tutto. E vorremmo chiederle, perché era una domanda che sicuramente anche il mio collega Pier Vittorio si è fatto. Volevamo chiederle come le banche possono aiutare le imprese che stanno svolgendo questo cambiamento, questo, diciamo, avvicendamento verso la nuova tecnologia, come spiegava giustamente lei, e se questa tecnologia è sfruttata anche all'estero. Allora, se posso, inizio dalla seconda domanda. Certo. Grazie. La tecnologia è molto sfruttata all'estero, in primis a livello europeo dal sistema Germania e dal nord Europa in generale. Nel resto del mondo gli altri grossi produttori di macchinari PVD sono il Giappone e gli Stati Uniti, che adottano, oltre a costruire macchinari PVD, adottano questa tecnologia. La Cina si sta affacciando già da qualche anno anche lei su questo mercato, ed sta recuperando abbastanza velocemente il gap che aveva negli scorsi anni con questi altri paesi del mondo occidentale. Quindi diciamo che per quanto riguarda l'Italia siamo ancora un po' indietro, perché così anche a livello, secondo me, culturale e imprenditoriale c'è sempre un po' di ritrosia nell'introdurre tecnologie nuove, ancorché il PVD in realtà nella sua forma iniziale sia ormai presente da almeno un ventennio, almeno 20 anni. E quindi l'Italia sta un pochino rincorrendo quello che sono i trend che ormai si sono delineati nel mercato. Quindi anche l'Italia si sta adeguando con dei ritmi un pochino più lenti rispetto al resto dell'Europa a questa tendenza. Per quanto riguarda il ruolo delle banche o del sistema creditizio in generale, io ritengo che per le banche potrebbe essere veramente un'occasione importantissima e utile finanziare, tornare ad un finanziamento adeguato delle PMI, perché poi ricordiamoci che in Italia il 90% del tessuto, come si dice sempre, industriale, è costituito da piccole, micro, piccole e medie aziende,
che hanno oggettivamente difficoltà al credito, all'ingresso al credito, e quindi un ruolo importante delle banche potrebbe essere quello di favorire gli investimenti in questa tecnologia, che ha tutte le caratteristiche di ecosostenibilità, di riduzione dell'impatto ambientale, di riduzione del consumo energetico, di riduzione del consumo di materie prime, e quindi tutti elementi che poi possono, nel cosiddetto poi bilancio di sostenibilità, essere portati come elementi importanti nel dimostrare che anche le banche stanno facendo un percorso green di fatto nel sostenere aziende che hanno adottato tecnologie innovative a tutela dell'ambiente. Ok. Volevamo chiederle anche, ci scusi l'interruzione, oltre al fatto dell'estero, è importante sapere come le aziende, come le piccole e medie imprese possono quindi reagire a questi cambiamenti, a queste nuove normative per migliorare quindi come dicevamo, se con l'aiuto delle banche oppure con l'aiuto da parte delle istituzioni, se possono reagire a queste nuove direttive. Certo, ma allora, innanzitutto occorre dire che siamo di fronte a una vera, cambiamento, rivoluzione tecnologica, perché c'è un passaggio dal processo galvanico, comunque dalle tradizionali tecnologie di rifinitura a questa nuova tecnologia, che è una tecnologia quantomeno a livello di investimento costosa, se non altro costosa in termini di capacità da parte delle piccole aziende italiane. Quindi in primis una facilitazione al ricorso del credito, quantomeno bancario, da parte delle società italiane, delle aziende italiane, sarebbe assolutamente auspicabile. Altri strumenti come il leasing o il noleggio operativo sono altrettanto efficaci. Da un punto di vista delle istituzioni governative, quello che potrebbe effettivamente servire potrebbe essere una politica da parte governativa di incentivi mirati agli investimenti che le aziende italiane, microaziende, PMI italiane vogliono fare, quindi avere quantomeno una possibilità di bandi specifici relativi a un finanziamento per questo tipo di investimento. Da sole le PMI italiane fanno fatica perché, ripeto, l'investimento è abbastanza consistente e quindi la mancanza di un supporto adeguato in termini di bandi regionali, comunitari o di apertura del credito da parte degli istituti italiani rende effettivamente difficile l'ingresso in questo settore, in questo mercato, alla stragrande maggioranza delle piccole aziende, piccole e medie aziende italiane. Grazie. Ci scusiamo per il disguido tecnico in precedenza, ma la ringraziamo perché è stato un ospite veramente illuminante. Grazie anche a tutti i radioascoltatori, grazie di nuovo a lei. Se vuole in futuro può benissimo ritornare perché è stato veramente un piacere ascoltarla. Grazie a tutti, una buona giornata e un buon weekend. Grazie ancora. Grazie a voi. Avete